Buonasera a tutti. Per troppo tempo il problema del mondo agropastorale è stato affrontato considerando soltanto l'aspetto economico, trascurando completamente gli altri aspetti e soprattutto quelli della sua vera cultura, che è legata alla terra, sì, però la Sardegna è anche altro, anzi direi che è soprattutto altro. Siamo abituati a considerare la nostra terra come un museo a cielo aperto, visti i tanti monumenti archeologici che ci sono, per cui si ha una visione distorta della nostra cultura che oltre all'archeologia presenta altri aspetti ed altri linguaggi che sono fondamentali in quanto costituiscono la nostra vera cultura alla quale dobbiamo uniformarci. Questo per restituire dignità alla nostra società, trascurata, misconosciuta e purtroppo a volte citata a sproposito per avvenimenti che non hanno niente a che vedere con le nostre tradizioni. Uno degli aspetti preponderanti della cultura sarda è proprio il canto, che riesce ad esprimere sentimenti, riesce ad esprimere sogni, passioni, che con altri linguaggi non è possibile esprimere. E sono sentimenti e passioni universali, in quanto oltre a non risentire il trascorrere del tempo, abbracciano tutti i momenti della vita del nostro popolo, dalla primordiale anninia della madre che culla il proprio bambino, ai canti di Attittidu, passando attraverso la complessa partitura a 5 voci dei cori galluresi, attraverso il ritmo dei muttos, l'armonia del canto a tenore e la polifonia dei cori a concurdo, il canto a chitarra e le mistiche esecuzioni religiose. Nessuna regione può vantare tanta abbondanza. Dalla nascita alla morte, tra lavoro e divertimento, con i suoi ballos a cantico de Ghintina, i canti di Natale, con Sunninni, lo Sotreresa, Gesù in Allegria, Custo Vicineddu, una porta a Manteddu e via dicendo. Per passare poi i canti in latino, in sardo, dedicati alla Madonna, l'Ave Maristella, i Gosos e la splendida Deus ti salve Maria, abbracciando sia la sfera del sacro, sia quella del profano, la gioia e il dolore, la fatica e il riposo, i diversi sentimenti umani, comprese l'ironia e la satira, l'allegoria maliziosa, la fede semplice del popolo, come i gozos dedicati ai santi che si cantano alla fine della loro festa. E i luoghi dell'esecuzione dei suoi canti sono gli stessi in cui il sardo vive solitamente, dove trascorriamo la nostra vita, la casa, la strada, la campagna, la chiesa e la piazza circostante, la cantina e tutti gli altri luoghi di ritrovo. Il modo con cui il canto sardo viene reso è immediato, naturale, istintivo, in quanto l'impostazione vocale è caratterizzata dalla spontaneità. E qui c'è un esempio storico che ha per protagonisti il re d'Italia, Gabriele D'Annunzio e Gavino Gabriel, e un omuncolo piccolino che si chiamava Ciccheddu Multineddu, e era di tempio, aveva una voce straordinaria. Sua figlia poi lo seguirà. Io ho avuto la fortuna di registrare una disperata di Maria Multineddu, che è una meraviglia, aveva 91 anni. Ecco, Ciccheddu Multineddu, dopo aver cantato davanti al re, davanti al Gavino Gabriel, a Gabriele D'Annunzio e davanti al direttore del coro della RAI. Il coro della RAI rimase esterrefatto, meravigliato da questo. Ispira quando deve ispirare e viceversa. Se me lo basta che una settimana ne faccio un tenore mondiale, e Gavino Gabriel gli ha detto: lei questo non ha diritto di toccarlo, perché questa è la sua modalità di canto. Se lei gli insegna tutti questi accorgimenti, diventa un tenore come ne esistono migliaia in tutto il mondo, mentre invece lui è unico. Per cui
In conclusione, i cori tradizionali sardi, che raccolgono questa eredità, cantano le gioie, i dolori, le speranze, le apprensioni, le aspettative di una terra che vuole esistere, che vuole crescere, che vuole mostrare al mondo il suo grande valore. Cantano messaggi portatori di principi morali legati alla convivenza civile tra i popoli, di pace e di solidale fratellanza. E inoltre, questa sera, canteranno per augurare a tutti voi un mundu de cosa buona, tutto in paghe e con buono trattare. Vogliamoci bene perché fra poco arriva Natale. E adesso cominciamo con un coro chiaramontese, coro femminile, l'associazione femminile Coro Doria, per chi non è di Chiaramonti, prendono il nome dall'antico castello dei Doria che dominava il paese di cui rimangono ancora alcuni resti. Sotto la direzione del maestro Salvatore Moraccini, il coro Doria ha partecipato a parecchie manifestazioni a carattere regionale, a carattere nazionale, a carattere internazionale, tra cui ricordiamo la manifestazione alla Natto, a Mons, in Belgio, al Festival internazionale di Lloret de Mar, in Spagna. Nel 2017 ha partecipato al Festival internazionale del folklore. Nel luglio del 2018 ha animato la messa, scusate se è poco, nella Basilica del Sacré-Cœur di Montmartre a Parigi. Il suo repertorio abbraccia canti religiosi e profani della tradizione sarda, ma anche canti propri con poesie di autori chiaramontesi musicate dal maestro Moraccini. Organizza manifestazioni culturali, all'ultima della quali hanno partecipato artisti di livello internazionale. È diretto dalla dinamica presidente Mariuccia Soddu e prego di fare l'ingresso. Perché volete cantare da lì? Ecco il coro Doria. Però siete un po' freddini. Dai. È diretto dal maestro Salvatore Moraccini e loro inizieranno con un brano tradizionale su Babbo Nostru che non ci siamo messi d'accordo col coro, ma credo che le parole di questo Babbo Nostru siano state scritte da un sardo che poi era il bisnonno del presidente Cossiga, Bainzu Cossiga. Eseguiranno un adattamento che ne ha fatto personalmente il maestro Salvatore Moraccini. Il coro Doria, Babbo Nostru. Babuno
Nel 1927 due colossi della tradizione sarda, che erano due monsignori, uno era di Ozieri, Monsignor Sanna, e l'altro era di Berchidda Oschiri, se lo contendono ancora, Pedro Gazzu, si sono uniti e hanno composto 9 pezzi, uno per ogni giorno di novena di Natale. Il più celebre di questi, il più conosciuto, è A Notte de Chelu, però loro vi faranno sentire un altro brano che è Duo si posero a Sicurigada, il coro Doria. Quando ero chierichetto, che sentivo cantare questa canzone, le donne anziane dicevano «Naran promorideu, fare promessa e recreu». Non sono mai riusciti a dire e io l'ho sempre cantata così perché pensavo che fosse così. E adesso una canzone nata e cresciuta, diciamo, a Chiaramonti, Campana de Natale, sul testo di Giovannino Soro. Giovannino è un mio collega, un mio carissimo amico d'infanzia, e gli mando un saluto affettuoso, so che ci sta ascoltando, e tra di noi c'è la figlia Silvia che canta nel coro. Tanti auguri Giovannino. E la musica è di Salvatore Moracini, il titolo Campanas de Natale. Spalla
spallatende viso su caminum, ripiccan sas campanas in questa notte serena, ripiccan sas campanas in questa notte serena, in una grutta è nato su divino, fa la duda e che lo hanno salvare, ogni griado in coro de cantare, vogue sincera de pura allegria, voi spizzino de ogni zenia, in una gruta è nato su divino, in una gruta è nato su divino. Bene, ascoltate questa melodia, chi vuol regala gozo e amistade, unidos como contentos pregade, a sabagues os coros triulados, chi son rancores sian olvidados, ripican sas campanas in questa notte serena, in una gruta è nato su divino, ripican sas campanas in questa notte serena, in una gruta è nato su divino. E adesso il coro Doria conclude con un'altra canzone nata anch'essa a Chiaramonti. Il testo è di un poeta chiaramontese, l'ho visto, Stefano De Melas. Stefano, dove sei? Fatti vedere. È un po' timido e la musica è del maestro Moraccini. Il titolo Notte Serena. Isa
si sfidano instamente, funzione dei milli e uniscena. Chi allegra su coro, soddisizzato sogno, soddisizzato sogno. De oro in cuta notte iara. Grazie al Corodori e al suo maestro, ci vediamo dopo per i saluti, grazie. E adesso andiamo a Puttifigari o Puttifigari, si dice in tutti e due i modi, Puttifigari è in italiano e Puttifigari è in sardo. È un paesino di origine medievale ed è stato sede di un titolo baronale. L'attività prevalente è come quella di Chiaramonti, l'allevamento. Tra le sue manifestazioni va ricordata, non so se la facciano ancora, i funghi, la mostra dei funghi. Ricordo di aver partecipato alle prime 2 o 3 manifestazioni. Fra i reperti archeologici hanno una certa importanza la Domus Deianas di Monte Siseri, detta tomba dell'architettura dipinta. Il paese ha un bel panorama perché è inserito in una zona movimentata di collina. Il coro nasce nell'ottobre del 1995 e fui io a presentare il vostro primo spettacolo in chiesa, i primi 4 o 5 addirittura, poi mi avete fatto fuori, non so per quale motivo, sto scherzando ovviamente. Per iniziativa di un gruppo di giovani appassionati del canto sardo, con l'intento di conservare le tradizioni del paese e della Sardegna. Il coro prende il nome dalla patrona del paese, Nostra Signora de Senavrica, per chi ha poca dimestichezza col sardo, Nostra Signora della Sorgente Fresca. Però fresca ha vari significati in sardo, non è soltanto fresca di fonte o fresca di frigorifero, ma è anche purezza e qualità. Il coro è impegnato nello studio del canto tradizionale in lingua sarda che con le sue varietà di sfumature culturali permette di presentare al pubblico un repertorio ricco di storia e di modi di vivere del popolo sardo. Il gruppo negli anni ha avuto grandi soddisfazioni, sia in ambito regionale, come capita a molti cori, nazionale ed internazionale, e lo dimostrano le numerose esibizioni, tra cui la partecipazione a vari festival internazionali di Clusone, Cannobio, Verbania, al Festival regionale della canzone sarda dove ha preso il primo premio, alla rassegna competitiva di Ozieri, che è la più importante, la Sardegna, dove si sono classificati al 3° posto, all'Eco dei Canti di Cisano Bergamasco, al Festival internazionale de Goros a Luiz de Fora, Brasile. Io sono professore di lingue, ma il brasiliano l'ho studiato come complementare. Hanno partecipato alla Fiera del Folklore, una manifestazione che purtroppo non si fa più in Sardegna, e alla rassegna dei cori Cavrier in provincia di Treviso. Sono stati in Svizzera e dal 1997 organizzano nel mese di dicembre il concerto di Natale, ormai divenuto lo spettacolo principale dove partecipano numerose realtà della polifonia regionale e nazionale. Il coro Senavrisca attualmente è diretto da una vecchia conoscenza, però è ancora giovane, Dario Pinna. Prego il coro di Puttifigari.
Il primo brano che eseguiranno è una canzone della tradizione composta da un duo collaudato, Antonio Costa e Antonio Strilla, che sono gli autori di Bade Lontana, tanto per citare un loro successo. Istella mia, coro di Putti Figari. E adesso una dolcissima Ninna Nanna, composta da un amico di Ittiri, che è anche direttore del coro di Ittiri, Ninna Nanna Pupubellu, di Andrea De Riu, noto di Dia.
Complimenti maestro, veramente una esecuzione straordinaria, molto bella, commovente addirittura. E adesso un brano a Duruseddu. Duruseddu è un suono onomatopeico, un verso onomatopeico che si usa a pentende sopizzinnos ed è composta da un duo collaudatissimo, anche questo, il poeta Franceschino Satta di Nuoro, che è uno dei maggiori poeti del Novecento, purtroppo scomparso, e poi Alessandro Catte, che è il direttore del coro Ortobene. A Duruseddu il coro ovviamente è quello di Putti Figari. Quando i cori sardi vanno nelle altre regioni oppure all'estero e quando i cori esteri, i cori di altre regioni vengono in Sardegna si verificano dei veri e propri scambi culturali
Ed è quello che vogliamo dimostrare adesso, perché il coro eseguirà un brano della realtà friulana, della tradizione friulana, intitolato Carezze. D'altronde abbiamo in comune, siamo due regioni autonome. Carezze, il coro di Putti Figari. Viene
Bene, questa era Carezze, una canzone friulana. Ci vediamo dopo anche con voi per i saluti finali. Complimenti per l'esecuzione. E adesso andiamo a Cheremule. Cheremule è un piccolo paese posto a 550 metri di altitudine nelle falde del monte Cucureddu, dal quale, Monte Cucureddu non è altro che un vulcano spento, dal quale si estrae un materiale, una specie di ghiaia, con la quale asfaltano le strade, che prende il nome del paese perché si chiama Cheremulitte. Tra i resti preistorici sono degni di nota le Domus Deianas di Maseddu, con incisioni che rappresentano uomini impegnati in una battaglia, ma qualche archeologo dice che si tratta invece di un ballo. E poi le Domus della Cava, con altre incisioni riferite a una cerimonia funebre. Qui nel 1993 nasce il coro con l'intenzione di recuperare il ricco patrimonio culturale locale, che in gran parte è sacro, e i testimoni privilegiati sono le persone anziane che hanno partecipato attivamente e con entusiasmo all'iniziativa, che ha fruttato la trascrizione dei brani, mantenendo però le modalità esecutive originali che sono rimaste invariate. Il lavoro fu diretto da un personaggio mitico del panorama musicale sardo, il maestro Pinuccio Solinas, che allora dirigeva il coro, e tutto questo portò alla pubblicazione di un libro intitolato I canti religiosi nella tradizione popolare di Cheremule. Successivamente, dopo aver studiato e recuperato brani che erano quasi ormai scomparsi, brani dell'Anglona, del Monte Acuto e della comunità del Malù, ha inciso un CD, Canticos de Nadale, e nel 2001 vede la luce il cofanetto I canti della civiltà contadina, che comprende 6 CD ed un libretto scritto in 3 lingue. E nel 2005 esce il simpatico Aiò Comare Aiò. Io ho tutti questi dischi e la civiltà contadina però me lo sono duplicato da un amico, non l'ho comprato. Successivamente ha creato l'associazione Tradizioni Popolari a Cheremule, che ha come finalità quella di riscoprire e valorizzare le radici della propria identità culturale. Dal luglio 2022 il coro è diretto dal maestro Silvio Nappi, personaggio molto conosciuto nell'ambiente musicale sardo. Il coro attualmente si compone di 16 coristi, non so se ci siete tutti oggi, non tutti di Cheremule, perché essendo un piccolo paese non è in grado di fornire tutta l'attrezzatura giusta, quindi sono di Cheremule, di Tiesi, di Bessude e di Bonorva. Bogues de Cheremula, prego. Il primo brano è un brano conosciutissimo, sono curioso di sentirlo perché l'ho cantato centinaia di volte quando ero ragazzo, l'ultima volta ero addirittura sindaco, quando siamo andati a cantare a Gesù in allegria nelle case ci hanno ricevuto molto, molto gentilmente da parte di tutti, e il destino è che il sindaco ha rimediato una colseghina terribile. Quindi sentiremo questa canzone nell'esecuzione appunto del coro Bogues de Cheremule. Penso che differisca poco da quella di Chiaramonti. A Gesù in allegria. A Gesù in allegria, tutto su
Gesù, thima agua stretta. Allora, le parole sono le stesse, cambia qualcosa. Noi diciamo che se su una coiletta, sai che noi abbiamo cantato, su che non date, le diamo carica, salsiccia o petta. E a un certo punto il direttore ha sorriso, e ha sorriso sulla parola giarura. Non si può dire perché. A tu per tu dopo lo diciamo. Bene, e adesso un altro canto natalizio, su Ninnidu. Sul nascere de Gesù, versano soso io e mio. Senza piangere commente mi rende so divino. Amen.
E adesso un altro brano della tradizione, Celeste Tesoro. Celeste tesoro, celeste tesoro d'eterna allegria, dormi vita e coro, reposa o goro meo amante, sao che mi intende, o perla e diamante, non dorma spensende, progomo sospende, sa tua agonia, dormi vita e coro, reposa nel Dio. Se piangesca Erode ti ad seguire, e tu non poter pizzino fuire, prononti occhire ti da Deus a vida, dormi vita e coro, reposa nel Dio. Celeste tesoro d'eterna allegria, dormi vita e coro, reposa Il coro si congeda con un brano tradizionale molto antico, So Pastores. Sos pastores
Maestro, mi devo complimentare perché le armonizzazioni sono completamente diverse dalle altre ed è questo che caratterizza i cori sardi, cioè l'originalità, l'inventiva, la capacità di trasformare un brano e farlo sembrare ancora più bello. Grazie per aver partecipato. E adesso torniamo a Chiaramonti. Chiaramonti, l'Angius lo definì il paese dei nuraghi. Pensate che quando Erula è passato a comune autonomo, Chiaramonti ha perso 60 nuraghi, adesso ne ha circa 100 soltanto e ne ha uno per ogni chilometro quadrato, 2 arrivano fino al paese, Nuraghe Ruiu e il nuraghe che c'è a Satraversa, eccetera. Quindi ce n'è uno per ogni chilometro quadrato di territorio e un nuraghe ogni 16 abitanti. Questo dato mi è stato fornito un paio d'anni fa, siccome gli abitanti sono diminuiti, magari adesso ce n'è uno ogni 15 abitanti e ogni 5 chilometri quadrati c'è una tomba di giganti, quindi un territorio ricchissimo di nuraghi e questo dà un po' fastidio agli amici nulvesi perché erano convinti che Nulvi, chiamandosi Nugurbi, cioè la città dei nuraghi, pensava che avesse il più grosso numero dei nuraghi, invece Chiaramonti ne ha più del doppio di quanti ne ha Nulvi. Scusate questa divagazione un po' campanelistica. E adesso chiamiamo il coro del Zaramonte, che nasce alcuni anni fa, nel 2005, con l'intenzione di una breve durata, cioè per officiare i riti della Settimana Santa. Poi, visti i risultati lusinghieri conseguiti, hanno detto perché non continuiamo? E quindi cambiano nome, da Coro del Sovrapostolo diventa Coro del Zaramonte ed è diretto da sempre dal maestro Salvatore Moracini, che ormai è diventato chiaramontese a tutti gli effetti. La prima partecipazione ufficiale il coro ce l'ha a Tergu il 17 dicembre del 2005 sull'invito della comunità montana. Non ricordo esattamente la data, se l'ho detta giusta, ma scusate. Lo stesso anno il coro organizza questa rassegna che ha denominato Canticos de Goros. Dall'anno ha dato vita alla manifestazione estiva denominata anche Canticos de Luna. Io è già un paio d'anni però che non la vedo, Canticos de Luna. No, la luna la vedo. Ancora la curiamo questa manifestazione, ma io ricordo di avere una ventina di compagni e tra i compagni di Covarone e i compagni di Ossano nessuna differenza, si rispettavano gli uni, pochi si rispettavano gli altri. Il coro si è esibito in svariate manifestazioni in ambito regionale, nazionale e anche europeo. Ha rappresentato la Sardegna alla festa delle regioni svoltasi alla base NATO di Mons in Belgio e in vari circoli culturali di quella nazione. Poi sono stati in Lombardia, in Piemonte, a Pavia. Con me eravate a Pavia, se non ricordo. No. Allora con Nulvi, meglio di me. A Domodossola, dove loro sono addirittura di casa. Il repertorio è sacro e profano della tradizione sarda e in particolare alcuni canti musicati dal maestro Moracini sono su testi di poeti chiaramontesi. Ha pubblicato un CD nel 2016 intitolato Zaramontesero, che è stato presentato qui a Chiaramonti e poi è stato presentato in Belgio in lingua francese. Chi l'aveva presentato? Devo presentarla io.
invece ho scritto tutto e l'ha letta un mio collega di Olbia che è bravissimo in francese. Poi questo CD, non so se ne abbiate ancora, almeno datemelo perché me l'hanno rubato. A rubare a un chiaramontese non è possibile, invece è stato possibile. Il primo brano che seguiranno è Sanotte più manna, sul testo di una poetessa di Chiaramonti, Maria Sale, che non ho visto stasera, di solito è sempre presente, e la musica di Salvatore Moracini, il coro de Zaramonte. Turno, Notte di Misterio, testo del giovane cantore Raffaele Pigozzi, e la musica è di Salvatore Moracini. Ovviamente si tratta della notte in cui è nato Gesù bambino. Notte
E adesso un brano, testo di Maria Sale, la musica di Salvatore Moracini, Non mi lesses. Vesica dentro volan carinyosa, iscurisenne nanda la cessata, che trofanasano e camentata, i pande malagano iscurosa. Mattindamenta della Serentina, inizia diale, canta cantana, o cantare sulle giornulana, s'arrosa te, ma io finché mi spina, fessate gozo, non sa faia, dieci in 3 anni, mese galana, o fida manna, vida parizzata, fi su consolo, ma non fui mirata, o fida manna, vida parizzata, Moi non mi lesse sise, Voi non mi lesse sise, tora di me con risula, Tora di me con risula, ma la parefa la musafu, ma la parefa la musafu, e lo camuco salva che e pire, io amo salva che ma mi te non ti svia se sfu, ma non te non ti spia se il e non fuoco, lo viene manco se si per sta, non venne manco se si come sta, l'unade a Teresa come fa, una dea Teresa, salutarà de iogo se si cava, yogo se si ca. Mattindamenta della Serentina, inizia diale, canta cantana, fessate gozo, non sa faia, dieci in 3 anni, mese galana, fessate gozo, non sa faia. Mattindamenta della Serentina, mattindamenta della Serentina, mattindamenta della Serentina, bom bom bim bom. Complimenti, questo è un pezzo che non avevo mai sentito io. Lo so, ci mancherebbe. Dicevo poc'anzi che il maestro Moracini ha inventato Chiaramontesi a tutti gli effetti e da Chiaramontesi ha anche assorbito l'atteggiamento poetico, perché da musicista scrive anche dei testi ed è il testo della canzone che eseguiranno adesso, che è l'ultima canzone del coro, ma non darà fine al concerto perché dopo ci sarà una sorpresa, dopo il coro Zaramonte. La Ninna Nanna, testo appunto di Salvatore Moracini e musica dello stesso maestro. Gli ultimi 2 non è una sorpresa, poi stiamo parlando. Per lui sono un po' doloroso nel farle, perché questa parla della luna che non c'è più col tempo che viene e diventa inverno, quindi non si rispecchia più, non vede più le rose, non vede più la primavera. L'ultima che faremo, che è l'anno dei Moracini, la canteremo a modo come si chiude un coro, come tutti quelli sardi, no? A forma di cuore. E vorremmo fare un abbraccio virtuale verso tutti voi, quindi la canteremo attorno a tutta la chiesa. Ma tutto questo perché le ultime 2 canzoni vogliamo dedicarle
al nostro corista Sebastiano Cavizza che ci ha lasciato un mese fa. Grazie. Ma hai colto la sorpresa.
adesso una specie di intervallo musicale. Effettivamente la tuba è il trombone. La tuba, quando sento parlare di tuba mi ricordo di un episodio del Tenente Colombo, che il Tenente Colombo, un ragazzino, suonava la tuba in un edificio di suoneranno due brani di musica sacra, uno è Forte de Guerra e l'altro oltre il Forte de Guerra, l'altro è il secondo brano. Nasci destre sarà cosa sta portando le cose? I Caldera. Donde un signor Sanna. Se la conoscete cantatela così.
Deus ti salve Maria cantate intorno abbracciando il pubblico. Cosa ne dite? Avanti, allora Dobbiamo andare a sistemate. settori però. Eh? I bassi qui. Oh, i bassi dove sono arrivi? Abbia finito.
aspettiamo che la gente si accorga, perché abbiamo i saluti da fare, dobbiamo dare anche qualche ricordino agli ospiti. Non è facile mettere a posto 4 cori in un minuto, però ci riusciremo. Promesso da coristi che ci riusciremo, perché abbiamo un'etica che ci distingue su questo, nel fare chiasso. Cari ragazzi, se riusciamo a fare un po' di silenzio, dobbiamo ringraziare alcune persone. Grazie. Allora, se vi accomodate un attimo, siamo un po' più sereni, ringraziamo tutti e poi andiamo via per un piccolo rinfresco tra di noi. Allora, questa serata ha avuto come protagonista non soltanto il coro del Taramonte, ma tutti i cori bravissimi, ne sono lieto e li ringrazio. Ma questa manifestazione ha modo di esistere perché quest'anno l'ha voluta rilanciare la Sick Folk, che con il suo presidente Sandro Nali ha dato un grande colpo di mano aiutandoci in tutti i modi, anche finanziariamente. Quindi vorrei che Sandro venga qua, il presidente della Sick Folk. Ogni tanto si nasconde perché lui vede qualcuno e si nasconde sempre, perché è uno che lavora tanto dietro le quinte e non vuole mai apparire, e quindi lo invito a venire. Ci associano molte cose, abbiamo troppe cose in comune con la Sick Folk e Sandro Nali. 10 anni fa, parlando, addirittura scambiandoci le idee, il coro del Taramonte è nata un'idea che molti cori non sanno. Noi da 10 anni andiamo a trovare un nostro paesano, un chiaramontese, in qualsiasi punto d'Italia o d'Europa sia. Tutto questo a nostre spese, non vogliamo 5 lire da nessuno. Naturalmente c'è un veto, dobbiamo cantare in una chiesa cattolica una messa in sardo, come l'abbiamo fatto a Padova, che diceva il nostro presentatore, Ettore Pattato, l'abbiamo fatta a Trieste, l'abbiamo fatta in Trentino, l'abbiamo fatta in Belgio, l'abbiamo fatta in Olanda, l'abbiamo fatta in tantissimi posti. L'ultimo posto è un mese fa, per salutare la nostra paesana che si chiama Angela Manchia, il paese è Centro Giano, non è un paese, è un quartiere di Acilia, dove il parroco ci ha quasi supplicato se ci dividiamo e facciamo un gemellaggio. Quindi è una cosa che poi ti accomuna, con un chiaramontese poi accomuna tutti i popoli ed esantano tutti i chiaramontesi per qualche giorno. Quindi ringrazio questa iniziativa perché con Sandro ogni tanto ne pensiamo una e cerchiamo di mandarle avanti. Quindi ringrazio un po' tutti e lascio la parola a Sandro che in questo momento dovrà dire ok. Buonasera a tutti e grazie per la presenza. So che si sente non bene lì dietro, cercherò di urlare adesso, cerco di urlare. Allora, io ringrazio il coro di Chiaramonti, il coro del Taramonte con l'amico Vanni presidente, Tore Pattato che ogni anno è disponibile, si mette a disposizione della nostra cittadinanza e soprattutto del nostro paese per far conoscere le tradizioni che abbiamo qua a Chiaramonti. Grazie a tutti i cori che hanno partecipato a questa rassegna, al coro femminile Doria che sta ben rappresentando anche all'estero e soprattutto in Italia. Ma allo stesso tempo io voglio fare in particolar modo un ringraziamento anche all'onorevole Piero Maieli, perché è anche grazie a lui che siamo riusciti a fare questa serata di Sick Folk, dove portiamo avanti la nostra tradizione e le nostre culture soprattutto nel mondo. Abbiamo dei progetti in corso per far conoscere tutte le tradizioni di Chiaramonti anche in alcune zone del mondo, di altri stati, ma ci tengo anche, soprattutto se Piero si avvicina, anche perché dobbiamo anche, oltre a fargli un applauso perché ci ha dato questa grossa mano, allo stesso tempo ci incoraggia anche di andare avanti, perché grazie a persone come Piero che sono molto vicine al nostro territorio ci dà proprio questa forza di continuare
e di impegnarci per far conoscere tutte le bellezze in ambito culturale e nel mondo. Non dimentico il mio vicepresidente Eliseo Coso, che è venuto apposta, è un chiaramontese doc, ma abita da oltre 40 anni in Trentino Alto Adige, e lui a ogni rassegna dell'Associazione Culturale Sardegna nel Mondo, lui è presente e ci dà la possibilità e ci incoraggia soprattutto a continuare. Grazie ancora a tutti. Piero, grazie. Grazie a voi. No, grazie a voi e grazie soprattutto a te, Sandro, per avermi fatto conoscere questa realtà che io di cui non avevo contezza. Diciamo che l'associazione ha un ruolo fondamentale, come hai ben detto tu, per far conoscere la sardità nel mondo, e soprattutto è anche un'associazione benefica, quindi aiuta i più poveri, i meno abbienti, e quindi è per questo che sto cercando insieme a te appunto di raccogliere più fondi possibili per portare avanti queste manifestazioni in Sardegna, ma soprattutto per far conoscere la nostra bellissima isola in tutto il mondo. Grazie a te. Grazie. Eliseo, devi dire le parole anche tu. Allora, a me l'onere dei ringraziamenti finali, allora. A me l'onere dei ringraziamenti finali. Un grazie particolare allora ai cori che si sono esibiti. Un grazie particolare al coro Odoria e al coro Zaramonte, che portano avanti le nostre tradizioni in tutto il mondo, come ha precisato Sandro. E per me è un orgoglio abitare fuori dal mio paese, però legato alle origini e legato soprattutto alla mia gente, al mio paese. E di questo ne vado orgoglioso. Quindi grazie a chi ha collaborato alla riuscita di questa serata, e grazie a chiaramontesi e non chiaramontesi, a tutti quanti, insomma, un grazie caloroso a tutti voi. Una volta siamo andati con un coro ospiti del Lago Rosso di Tuenno. C'era uno spettacolo a Trento. Sì. A Trento c'era un chiaramontese che era colonnello dell'esercito, colonnello medico. Ho tentato di rintracciarlo, ma non è stato possibile. E a un certo punto cantano l'Ave Maria in sardo e ha chiesto il bis il pubblico, non se ne voleva andare. Allora ha detto: vi concediamo il bis, però voi dovete fare un piacere personale al presentatore. Io ho detto, quando ero militare avevo un compagno di branda che si chiamava Claudio Tomasi, e si è riusciti a ritracciarlo. Quando sono sceso dal palco mi hanno detto: guardi, non è possibile, perché chiamarsi Tomasi a Trento è come chiamarsi Chessa o Solinas in Sardegna, per cui è finita lì. Il giorno dopo lo spettacolo era a Tuenno e a un certo punto si avvicina il presidente del coro che ci ospitava e mi fa: ascolti, lei ha parlato di tutto, del coro, delle canzoni, è stato molto esauriente, però non ha detto niente di lei. E allora io ho fatto una battuta sul patato, perché ho detto che quando ero militare mi chiamavano Purè per nobilitare il mio... No, dice, lei ci deve dire dove ha fatto il militare. E vedo arrivare questo bel ragazzo biondo, non era più ragazzo, e ci siamo conosciuti. È stata una scena commovente, che c'erano un sacco di persone, sì. C'erano almeno 2000 persone. Che si sono alzati tutti in piedi. Si sono alzati tutti in piedi ad applaudire, è stato un momento bellissimo, e questo lo devo a Eliseo, che tra l'altro sei figlioccio di mio fratello. Sì. Bene. Adesso credo che preveda il protocollo la premiazione, c'è anche la premiazione per il presentatore, credo, vero? No. Sul presentatore non è sempre attore. Allora, stavolta iniziamo dai cori, ma non vi offendete, perché voi vi facciamo premiare dei rappresentanti che ci hanno aiutato. Però per la prima volta vorrei partire con Angelo, un piccolo pensierino per lei, e il nostro primo figlio
Grazie Don Angelo. Poi naturalmente al presentatore. Certo. E sarà Giovanni Garcia. Questo al presentatore, dottor Salvatore Pattatu. Guarda se c'è il CD, sì, hai il CD. Il terzo premio lo darà Carlo ed è per il nostro maestro, Salvatore Moraccini. Non stiamo premiando noi, vi stanno premiando, quindi noi ce l'avremmo preso noi. Quindi... Allora, il coro femminile verrà premiato dall'assessore perché dolce è sesso. Quindi il premio per la presidentessa, per l'assessore deve donarlo, ci fa da falletto. Grazie per tutto. Sandro darà il premio al coro Senavrisca. Rappresentante, ecco il presidente. Grazie, grazie. Ed Eliseo al coro di Chirimule, al carissimo presidente. Ci siamo conosciuti per telefono forse un mese fa, vero? Ma siamo diventati amici da subito. Di solito io vado a pelle e non sbaglio mai, sei un grande. Grazie a tutti. Io direi che basta, vi aspettiamo tutti al nostro invito perché dopo non soltanto canteremo, ma abbiamo tanti amici di Perfora, gente che cantava, di Ozieri, di Sini, abbiamo mezzo mondo da ospitare e da festeggiare. Grazie a tutti, al prossimo anno.